Eccoci qua. Allora, vediamo un messaggio che è anche interessante, so che è arrivato, vediamo se la regia lo può mettere in onda. Eccolo qua. Buongiorno, stiamo guardando la vostra discussione, interessante, volevamo capire il motivo per cui il signor Sposato si vuole mettere in politica, soprattutto di questo tipo che è veramente sporco e misera. Saluti. No, io non ho usato per correttezza né sporca né misera come terminologia, non rientra nella mia... No, ma il commento della no, io della credo invece, ringrazio il telespettatore perché mi dà modo anche di dire cosa penso della politica. Io credo che la politica sia molto importante, io credo che la politica sia una cosa buona. D'altronde noi facciamo politica sempre, quando andiamo al bar e parliamo di una cosa facciamo politica, commentiamo una cosa facciamo politica. Quindi la politica è assolutamente una cosa buona, è una cosa da salvaguardare. Io sono uno di quelli che dice che la politica va tutelata. Pensa a te. Parlo della politica, non dei politicanti, cioè coloro che vivono della politica e hanno la sedia per la politica. Quelli non posso condividere, e quindi quella non è politica, quello è colui che fa politica per avere un posto di lavoro, per l'amor del cielo, se non le ha, trova quello, va bene. Ecco, invece la politica, a mio avviso, quella con la P maiuscola, va salvaguardata, la politica a servizio del cittadino, la politica senza interesse di parte, la politica fatta da chi non ha interesse a fare una scelta perché poi ha un tornaconto. Dirà il nostro telespettatore, ma non è possibile. Io credo che ci possano essere anche delle persone che possano fare le cose in maniera disinteressata. Sicuramente se io farò politica non la farò certo per avere un posto, perché c'è tutto da rimettere, mi dicono, quindi io credo invece sia una cosa Che cos'è bella. la leva che proprio ti spinge in questo versante? C'è stato un qualche cosa, sì, un quid che ti ha dato... Sì, ma guarda, c'è un episodio che è stato un episodio determinante. Ti premetto che da tempo mi dice, ma perché non ci mettiamo a risolvere i problemi della città, perché comunque tutti chiacchierano, parlano, litigano, non risolvono niente. E io ho preso sempre tempo perché comunque insomma è una cosa importante, no? L'amministrazione di una città. Tempo fa, circa un mesetto fa, io ho due figlie, una figlia di 18 anni e una di 14, la figlia di 18, Laura, sta scegliendo che tipo di università fa perché fa il quinto superiore e mia moglie gli diceva, Laura, devi restare qui, devi sceglierti una facoltà per lavorare qui, devi stare qua, perché sia io che mia moglie non siamo di origini venete. E mia figlia gli ha risposto, mamma, io resto qua, però devo avere la possibilità di sviluppare i miei talenti. Significa, ecco, noi cosa facciamo per i nostri giovani? Padova riparte dai giovani, Padova riparte con i giovani, quelli sono il nostro futuro. Io sono vecchio, ormai la mia vita sto facendo, posso mettere a disposizione dei giovani quelle che sono le mie capacità. Ecco, questa colloquio, questo passaggio mi ha fatto comprendere che forse è il momento di mettere a disposizione della collettività qualcosa in più, insomma, ecco, questo è un po' il motivo. Sicuramente non lo faccio per un posto, ecco, questo. Sarà un'avventura importante, però. Importante. Io credo che, ma sai, è importante, spero che sia importante per la città, nel senso che la città, io ricordo 30 anni fa quando sono arrivato, era una città che era diversa, c'era un fermento, c'era una positività, c'era ecletticità, c'era una città che ha accolto tutti quanti. Come la vedi adesso? Adesso la vedo molto divisa, molto piegata su se stessa. Abbiamo perso la ricerca, è andata altrove. C'è rimasta solo qualche azienda che sta a fare ricerca. Abbiamo perso tutto il settore del fieristico, è andato altrove. Abbiamo perso la zona industriale, per vedere insomma, tutti i capannoni vuoti, che non capisco perché non vengono riconvertiti in attività commerciale, visto e considerato che ormai le aziende sono trasformate. Ma non per favori personali, per lotti, no? Quindi è una città che però è una città straordinaria perché ha un sacco di risorse, basta pensare all'ambito culturale che ha. Basta pensare ai talenti, basta pensare all'università. Bisogna tirare il meglio dei talenti che ci sono e dargli voce. Non serve un uomo al comando, serve un regista, secondo me.
un regista non protagonista, non attore, un regista che faccia lievitare le situazioni, ma in una maniera sistemica. Non puoi tu fare una parte solo perché hai il consenso elettorale e un'altra parte dimenticarla, bisogna uscire fuori da questa logica. La logica, io ho visto gente capace a destra, a sinistra, gente bianca, rossa, nera, che fosse, gente capace ce n'è, bisogna dare spazio ai talenti, io credo che si possa far tanto. Comunque, ma i giovani sono interessati a questa vitalità politica oppure no? Lasciano fare. Sarà una bella sorpresa. Sarà una bella sorpresa questa per la città. Non anticipiamo niente. Dai, ne parleremo in corso. No, farò una conferenza stampa peraltro venerdì prossimo alle 10:30 a Palazzo Moroni, dove illustrerò la mia posizione in merito alla mia posizione in ambito comunale e i 22 punti precisi che presenterò per lo sviluppo della città. 22 punti, 22 dai. punti. Allora noi Precisi. Precisissimi, vedremo di snocciolarli, di raccontarli anche ai nostri telespettatori che magari non potranno essere presenti. Non 22 punti, 22 azioni, perché a me piace parlare di azione, di agire, mi piace essere valutato per quello che faccio, non per quello che dico. Qualcuno potrebbe dire, ma sì, racconti, parli, ma d'altronde siamo in una trasmissione, bisogna parlare, però le persone vanno valutate per quello che fanno, non per quello che dicono. Se non le si racconta, le persone non possono condividerle, visto che parliamo di condivisione, di partecipazione diffusa. Mi piacerebbe tornare un altro anno qua e dire: qui abbiamo fatto questo, qui abbiamo fatto questo. Dai, una bella sfida, dai, noi ci saremo sicuramente, in un modo o nell'altro, ce lo racconterai. Intanto noi continuiamo la nostra avventura, ci vediamo anche con Luigi Sposato e con altri ospiti per parlare della spinosissima questione degli immigrati e di che cosa sta succedendo. C'è anche un incontro molto importante in prefettura, quindi a Venezia, vediamo poi il governo che strada vuole intraprendere, parleremo delle varie politiche, delle situazioni, insomma ci sarà di che discutere con degli attori, attualmente sindaci peraltro del territorio, che stanno affrontando queste questioni. Ci sarai anche tu, quindi vieni con noi questa sera, i nostri telespettatori vi aspettiamo e intanto buon proseguimento e comunque con il nostro spazio di approfondimento ci vediamo domani.